Allora, ritorniamo sul tema, innanzitutto la criticità, essere attrattivi, dicevamo per i giovani, ma io direi anche non solo per i giovani, perché alla fine il lavoratore dovrebbe realizzarsi nell'azienda, sarebbe così bello di star bene al proprio lavoro e realizzarsi. Presidenti, partiamo da lei questa volta, sì, partendo da quanto diceva la Presidente per quel che è la situazione attuale, cioè piccole aziende verticistiche, quella è la situazione. Io partirei raccontando un po' un'esperienza che abbiamo avuto come giovani imprenditori, perché abbiamo organizzato un evento a maggio di quest'anno dedicato proprio al tema del talent attraction e quindi abbiamo del talent attraction, cioè attrattori di talenti, come attrarre i talenti e far sì che non se ne aziende e scappino soprattutto esatto, valorizzarle. Abbiamo invitato delle aziende del territorio, quindi piccole e medie imprese virtuose che hanno raccontato attraverso i loro modelli diciamo validati come attraggono i talenti e come sono in grado anche di valorizzarli. E quello che è emerso è che a volte bastano veramente piccole cose, come ad esempio loro si sono per esempio certificati con la parità di genere, quindi l'equilibrio per tutto quello che riguarda la parità di genere uomo-donna, che non è soltanto a vantaggio della donna ma in generale, no? Perché poi dipende dai settori merceologici, perché ci sono alcuni dove la prevalenza è femminile e non il contrario. Comunque abbiamo visto veramente delle pratiche positive tale per cui i lavoratori si sentivano valorizzati, parte all'interno dell'azienda. Io porto un po' la mia esperienza, noi siamo un'azienda giovane, abbiamo avuto sempre un modello molto dinamico, nel senso che noi abbiamo tanti collaboratori che lavorano a distanza, abbiamo ovviamente anche dei collaboratori in presenza perché abbiamo uno showroom qui vicino Padova. Però cerchiamo di coinvolgere i nostri collaboratori innanzitutto inserendoli per esempio in percorsi di formazione, cioè facendoli sentire parte dell'azienda, parte del processo di crescita dell'azienda, valorizzandoli, appunto anche dedicare del tempo alla formazione per loro, che per me è una cosa fondamentale, loro se la mettono a calendario come attività da fare tutte le settimane, vedo che è molto positivo, si sentono veramente come l'azienda investe poi anche nelle proprie risorse umane, che è la cosa più importante. Quindi credo che ogni azienda, in base ovviamente alla propria attività, perché ovviamente se uno ha un negozio fisico dice io lo smart working non lo posso fare perché ho bisogno che le persone... E qua entriamo nel settore turistico, adesso esatto, no? Che adesso arriviamo. Però bisogna trovare poi in base al proprio settore delle prassi che possano funzionare tali per cui il collaboratore si possa veramente sentire coinvolto. È vero, però c'è un'altra cosa che mi viene in mente, dopo voglio sentire appunto il settore turistico, che è anche molto interessante e riguarda per esempio i negozi. Così tante volte si va, ma succede, durante la settimana alle 4 di pomeriggio, dalle 4 alle 5, alle 6 la mattina in giro per i centri storici non c'è nessuno, assolutamente nessuno, 2 persone in negozi perennemente vuoti, capita anche i fine settimana, ma tant'è, soprattutto in certi, e tanto dici, ma queste persone che sono lì, ste commesse, 2, 3, secondo che non fanno assolutamente nulla, perché vedi che non fanno nulla, poverette, perché anche si annoiano alcune, e perché non studiare delle formule per cui magari tu puoi avere le mattinate, quei pomeriggi liberi di recupero, che uno si può permettersi allora sì di avere un figlio da accudire al genitore, cioè di fare quei fatti suoi, insomma, e dopo per carità ti toccherà lavorare il sabato pomeriggio, però dici cavoli, però io ho il martedì e il giovedì pomeriggio che sono completamente libero, cioè dare anche di più nel tempo libero che spetta da in contratto. Mi viene in mente, questa cosa dopo le risponde, perché tanto la passo la cosa al settore turistico, al berriero, ricettività, la noce. Allora, nel turismo è diverso, nel senso nel turismo il fattore, il rapporto umano è indispensabile, nel senso c'è questo calore con gli ospiti, deve esserci. C'è il robottino che ti dà la mano adesso. Sì, lì sono proprio di Pepper, diciamo. Sono proprio due cose diverse che, ad esempio, il robottino posso apprezzarlo in un turismo business. Chi solo che viaggia per lavoro vuole fare sulle check-in e va bene, non c'è questo rapporto umano. Invece nel turismo leisure deve esserci questo rapporto. Fatto sta che dopo la pandemia le cose sono cambiate, nel senso che anche nel settore del turismo si è capito che si può lavorare anche da casa, soprattutto nel booking. Chi fa le prenotazioni, chi prende le chiamate, così si può creare questo sistema di smart working dove una persona può anche scegliere di lavorare da casa. E quindi è apprezzato, come anche tutte le nuove figure che nascono dal marketing
al social media manager, tutte queste cose qua, e dove ci sono delle posizioni che più giovanili, dove anche, parlavamo prima, l'azienda familiare dal nonno deve capire che devono entrare queste nuove forme di collaboratori. Queste sono tutte forme, cioè tutti i lavori che possono fare anche da casa, e quindi c'è anche la linea per lavorare da casa. Dar forma diversa al lavoro. È una forma insomma. diversa, però ovviamente il check-in, comunque il concierge o comunque tutte le altre figure devono essere ovviamente in presenza, perché è quello che ti fa la vacanza, il sorriso Sì. ti rende comunque una vacanza più piacevole. E per quanto riguarda, che parlavamo prima, dei problemi dei collaboratori, anche sulla formazione, per tenerli comunque all'interno del nostro sistema turistico, c'è un grave problema nel turismo tra noi imprenditori, la gelosia. Cioè? Questa è nuova. La gelosia. Cioè? Il problema è proprio questo, che essendo stagionali, alcuni imprenditori dicono: ma perché io devo formare una persona che non so se l'anno dopo ci sarà ancora? E qua Quindi ci si dà già per presupposto. Scatta tutto un meccanismo che è fallimentare per quanto mi riguarda, che non vanno a formare e non fidelizzano il proprio collaboratore, perché a me non mi interessa, io guardo magari più il territorio, la destinazione, a me non interessa mi interessa sicuramente, però se una persona non si trova bene nel mio ambiente di lavoro e va in un altro ambiente, io so di averlo formato con delle linee guida che comunque sono favorevoli per il suo lavoro, se va anche in un altro posto di lavoro, in un ambiente, la destinazione cresce, perché hai del personale qualificato all'interno delle proprie strutture. E questo sistema nella mente più anziana, posso dirlo, deve cambiare. E lì questo è un percorso che dovete fare voi più giovani. Dobbiamo fare noi. Si è mai scontrato all'interno della sua realtà aziendale o con dei colleghi in queste discussioni tra generazioni? È difficilissimo. Cioè anche per me, in primis anche, e anche i miei colleghi, entrare nell'azienda dove hai una mentalità comunque un po' più retro, chiamiamo, nel senso che è sempre stato così per... E è andato bene così. Per antonomasia. Siamo raggiunti a questo fatturato con questo. Esatto. Perché cambiare è fallimentare, e ci sono dei begli scontri tutti i giorni. Però dobbiamo farlo, è il nostro compito, è andare avanti, soprattutto il turismo, ma qualsiasi settore è in continua evoluzione, siamo già in ritardo, oggi siamo già in ritardo per l'anno prossimo. Infatti. Quindi dobbiamo essere noi, come parlava prima di trends, dobbiamo noi veramente vedere, essere luminari a capire quali verranno, quali saranno. Infatti, secondo lei all'estero hanno fatto dei passaggi più avanti di noi? Perché anche la professoressa raccontava di realtà, ci ha portato ad esempio dove sembra che ci siano dei passi, c'è qualcuno che ce l'ha fatta, insomma. Ci possono essere realtà diverse, credo, dopo bisogna conoscerlo da vicino, io non lo conosco da vicino, quindi non posso dire cose che conosco fino a un certo punto. Quello che però diceva il Presidente prima è estremamente importante e credo vada colto, e forse all'estero questa cosa qua, non so, innanzitutto noi abbiamo una peculiarità che è data dalla piccola impresa, quindi noi abbiamo piccole imprese. E fino a ieri piccolo era bello, forse anche adesso. E abbiamo tante piccole imprese che hanno dei punti di vantaggio e dei punti anche di svantaggio o delle carenze. E questa della gelosia, per esempio, cioè il fatto di dire... È interessante, ha tirato fuori un aspetto... Preparo il personale, no? E qui entriamo su uno degli aspetti, credo che sia molto importanti, perché senza la formazione non si può fare nulla, cioè non si cambia culturalmente, non si cambia neanche a livello di competenze se non mettiamo dentro, dal mio punto di vista, una formazione continua per i lavoratori e probabilmente anche per gli imprenditori, anche per chi fa il mio mestiere. Ecco, questo aspetto qui, se lo si vede come io perdo del tempo, fra virgolette, oppure investo nella visione che abbiamo visto prima, sul mio personale, però il mio personale, ecco, in situazioni in cui noi ragioniamo in filiera, in distretto, in territorio,
in attrattività di territorio. Ecco, questo discorso è quello che deve essere superato. Però questo discorso qui che è stato molto interessante, perché io lo fa un divento- manager, non lo fa il titolare della sua azienda, perché il manager non ha queste gelosie, perché vede le cose. È un ragionamento, ripeto, torno a dire, per rispondere a quello che mi aveva chiesto, adesso io non lo so al di fuori dell'Italia, ma comunque guardando al nostro territorio e alle potenzialità del nostro territorio, che è un territorio a vocazione comunque imprenditoriale. Finora è stato un territorio che ha fatto tanto da questo punto di vista. Il cambio di passo probabilmente è proprio su questo punto qua, e quindi la svolta dovrebbe essere nell'investimento di una cultura nuova del fare impresa, che per esempio passi per un ragionamento di rete di impresa. Non solo da un punto di vista tecnico della rete di impresa, ma proprio dal punto di vista del vedersi come strutture agganciate una all'altra e quindi come un'unica realtà imprenditoriale. Diversamente non ne veniamo fuori. Cioè se a scarsità di personale, a scarsità di competenze, eccetera, ci mettiamo anche a ragionare in termini di gelosia, io penso alla stagionalità come la potremo superare dal punto di vista anche tecnico e di risorse umane se non mettiamo a fattor comune quel poco personale che c'è. Cosa facciamo? Mettiamo in cassa integrazione nei periodi di non stagionalità, quando invece altre imprese potrebbero beneficiare di quelle competenze. È un discorso difficile, ma va pensato sia per le risorse umane sia per le risorse statali che impieghiamo su questo punto. Assolutamente sì, infatti ma è molto importante crociare anche questo aspetto. Presidente, è emerso anche il discorso dell'attrattività, si diceva prima, ma è molto importante, perché stiamo anche vedendo delle immagini. È attrattivo il lavoro nel settore edile per un giovane o meno giovane, per anche uno straniero? È attrattivo fare il cameriere, che poi sono importantissimi i camerieri, come anche i receptionist o le responsabili del piano negli hotel, che non ci rendiamo conto quanto, perché fanno la scelta tra una struttura e l'altra, tra un ristorante e l'altro, tra una casa costruita come Dio comanda o commettere piccoli errori che poi il proprietario un domani ne avrà sempre a patire le conseguenze. Cos'è l'attrattività? Che cosa vi ha trasmesso il corso? Allora, premetto che molto spesso i giovani sono anche vittima di stereotipi, nel senso che spesso non sono in condizione di comprendere sino in fondo quelle che sono le peculiarità e le particolarità, ma soprattutto le potenzialità di una professione. E sta a noi, in questo senso, io per quanto mi riguarda, diciamo come rappresentante di Federmoda, andare a lavorare su dei fattori chiave che ci sono stati spiegati e che sono quelli che possono rendere attrarre. Tipo, facciamo degli esempi. Un fattore chiave primario è la cosiddetta cifra umana, il tratto umano che qualcuno prima diceva appunto. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo far comprendere come il nostro mestiere, ad esempio, è sicuramente un mestiere che vive della varietà e della vivacità dei rapporti umani che in esso si sviluppano e che sono estremamente gratificanti e soddisfacenti, diciamo, dal piano umano, no? Su questo noi, dicevo prima appunto nel negozio, la sinergia dei collaboratori, ma andiamo anche oltre, andiamo anche a dire, ci è stato spiegato che un lavoro ha un aspetto visibile ma anche un aspetto non visibile. Noi dobbiamo far conoscere quell'aspetto invisibile. Nel caso nostro dei negozi della moda, per esempio, io trovo che sia un aspetto invisibile, perché noi vediamo il negozio, le vetrine, magari lo vediamo anche vuoto, con i commessi dentro che ci sembra non stiano facendo niente, ma ricordo che o magari sono con l'e-commerce, stanno lavorando, oppure magari hanno altre diciamo, competenze che devono intraprendere all'interno del negozio. Ma ritorno, qual è quell'aspetto non visibile dei nostri negozi? Ed è io almeno ricordo nella mia gioventù, quando mi sono avvicinata, quella per esempio del momento degli acquisti, degli ordini. Un negozio in questo, siccome i multi-retailer hanno questa capacità innata che è straordinaria, che è di selezione. Cosa significa? Che io
vedo sfilate, vado negli showroom, visiono campionari eccetera, vengo a contatto innanzitutto con quella che è l'eccellenza della diciamo, creativa, umana, dei prodotti di moda, ma non posso comprarli tutti, non li seleziono tutti, io devo selezionare quelli che ritengo saranno nelle aspettative, ma questo negli lo può fare e anche diciamo nell'anticipare le tendenze. Allora quando io dopo gli 8 mesi che diciamo sono in negozio ho una gratificazione enorme se vedo che... Ma a me dicono delle persone che lavorano che questo lo fa il titolare, la titolare. Ma dopo dipende il negozio come è organizzato, quindi... perché oggi abbiamo figure di store manager, sales manager. Nei casi invece di quei negozi che hanno dimensioni magari più ridotte, io per esempio lo faccio a stretto contatto, ma sento anche gli altri miei colleghi, con chi magari è addetto alla vendita, perché lo scambio è sempre umano, la relazione umana è quella che ci permette di anche ottimizzare e di essere poi più competitivi. Allora, poi ci sono anche altri fattori chiave, per esempio noi dobbiamo lavorare sul recupero e sulla rivalorizzazione diciamo, della memoria collettiva dei mestieri e delle maestranze. Su questo i francesi ci insegnano, ci sono 2 maison grossissime francesi che su questo una ha istituito un museo e la scuola dove avvicina i nuovi diciamo i giovani, coloro che si approcceranno appunto all'artigianalità. Quindi parliamo allora di artigianalità, di cose. E magari anche ai propri futuri venditori nei propri negozi, nelle proprie... Allora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare tantissimo sulla formazione e questo ci è permesso perché oggi c'è un fiorire di ITS, di Academy, ne abbiamo qui una a Padova che è straordinaria, Distretto Bolognese è favolosa, cioè sono mestieri anche perché vanno a performare su figure ben precise, manifatturiere, ma anche i famosi, come posso dire, nuove professioni fashion 4.0. Allora fermo qua. È forse un problema, chiedo a voi più giovani, di comunicazione? Cioè se sono stati risolti certi nodi, perché viviamo nell'era della comunicazione, forse non si comunica quello che sta dietro le quinte in modo adeguato, se questo c'è, o voi ravvisate che in realtà c'è ancora strada da fare? Sì, ci sono gli accademici, però c'è ancora da fare, me la butto lì. Beh, sicuramente la lei. comunicazione è molto importante, cioè se un'azienda è in grado di comunicare quello che fa, come lo fa, partendo dal sito, perché a volte mi capita di vedere dei siti web di alcune aziende che veramente non comunicano niente, figurati se possono attrarre un ragazzo giovane, quindi la parte della comunicazione è fondamentale, i social, essere su Facebook, essere su Instagram, essere su LinkedIn, sono ormai cose insomma fondamentali, soprattutto per i ragazzi che sono sempre col telefono in mano, guardano, anche perché è un discorso di credibilità, se io non ti trovo su Instagram, non ti trovo su LinkedIn, non esisti per me come azienda, no? Quindi quello sicuramente sì, e poi bisogna anche un po' ingegnarsi, no? Io stavo facendo un discorso qualche sera fa, perché adesso per via di Masterchef tutti vogliono fare gli chef, no? Allora, ma la comunicazione, torniamo alla comunicazione del dietro le quinte. Quindi bisognerebbe anche un po' ingegnarsi anche su professioni diverse di altro genere, dove effettivamente c'è carenza di personale o di individuare delle figure professionali per un po' farle tornare alla ribalta, anche perché poi c'è tutto il tema delle nuove tecnologie che da una parte porteranno via del lavoro, dall'altra chiederanno delle qualifiche diverse, sempre più tecniche da un certo punto di vista, e quindi l'importanza di tornare a dei lavori, se vogliamo, un pochino più che può essere l'elettricista, che può essere il cameriere, che può essere, diventerà fondamentale. Quindi... però che saperli comunicare, perché lei ha citato il Masterchef della situazione, io sto pensando anche a tante trasmissioni che adesso vertono sulla vendita delle case, che hanno riportato in auge e nei desiderata di tantissimi giovani fare l'agente immobiliare. Sì. Giustamente gli agenti immobiliari dicono: guarda che non è vendere la casa, cioè tutto un disbrigo pazzesco di robe che ti fa morire, però intanto sono riusciti a rendere attrattivo un qualcosa che prima manco i giovani ci pensavano, anzi erano. Per cui forse bisogna, e torno sul discorso della comunicazione, settore ricettivo alberghiero importantissimo, adesso do la parola a lei Presidente, qualche secondo di pubblicità, restate con noi.